Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati. Focus TG, martedì 8 ottobre e subito cominciamo a parlare di maltempo. Come sapete c'è una paura che ritorna ormai costantemente nella nostra regione, quella del maltempo. Ieri la Protezione Civile regionale ha lanciato un'allerta arancione in ben 6 zone, in 6 aree del Veneto, e dunque ci si prepara a un pomeriggio soprattutto difficile. Allora, per fare il punto della situazione, noi siamo in collegamento a Venezia con la nostra Ilaria Marchiori, che si trova a Venezia perché viene presentato peraltro oggi, proprio oggi, il progetto della cittadella della protezione civile, quindi tema che resta in primo piano, quello della protezione civile, peraltro una delle materie chieste per l'autonomia. Ma chi meglio dell'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin ci può dare il quadro dello scenario che ci aspetta nelle prossime ore. Buongiorno Ilaria. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui a Palazzo Ferrofini, insieme a noi l'assessore regionale Giampaolo Bottacin, assessore alla protezione civile. Benvenuto assessore. Allora, che cosa ci dobbiamo aspettare oggi con la previsione del maltempo per quanto riguarda la nostra regione? Ma c'è un fronte che sta investendo il Veneto e transiterà da ovest verso est nel corso delle prossime ore. Sarà piuttosto rapido, ma porterà a precipitazioni molto rilevanti, soprattutto nella zona che noi abbiamo identificato come Veneto H e che riguarda la Val Belluna e la Pedemontana Trevigiana in modo particolare, anche con precipitazioni superiori a 150 mm in poche ore. Quindi questo ovviamente deve far attivare tutto il sistema. Abbiamo già emesso il bollettino di ieri, a breve uscirà anche il bollettino di oggi. Per le prossime ore sostanzialmente verrà confermato o lievemente peggiorato e quindi attendiamo questo evento come sempre con la massima attenzione, con il massimo dispiego di mezzi e uomini per quanto dovesse accadere, insomma, di fronte a precipitazioni così copiose. Ecco, infatti voi avete già mobilitato gli uomini della protezione civile e tutti coloro che si dovranno adoperare per intervenire qualora ci fossero particolari criticità? Sì, assolutamente sì, sempre quando ci sono previsioni meteo che presentano degli eventi che possono essere rilevanti e che potrebbero avere impatti al suolo rilevanti, c'è l'attivazione della sala operativa, dei centri operativi comunali e quindi di tutto anche il mondo del volontariato, gli amministratori locali, insomma tutta la macchina è preallertata in modo da essere tempestiva e massimamente efficace. Assessore, tanto per essere chiari con i nostri telespettatori, quali sono le zone più attenzionate? Sì, ecco, dicevo, sostanzialmente tutta la fascia pedemontana e montana meridionale in modo particolare, e quindi in modo particolare soprattutto nella parte più orientale, quindi la Val Belluna, la pedemontana trevigiana, senza trascurare anche la parte pedemontana vicentina e poi anche la parte bassa della parte montana bellunese, quindi insomma il basso Agordino, il Longoronese, insomma quella zona lì. Ecco, ricordiamo anche, adesso sono le 12, ricordiamo che alle 13:25 è previsto anche un picco di marea di 110 centimetri, quindi anche qui poi adesso è stato attivato il MOSE. Sì, c'è lo scirocco e quindi questo genera tutta una serie di effetti, ma insomma lo conosciamo e quindi in questo caso viene attivato il MOSE, ma per quanto riguarda le precipitazioni anche ci attendiamo appunto che colpiscano in modo particolare queste zone, proprio in virtù del fatto che quando c'è lo scirocco quelle sono le zone più colpite, e poi in base appunto ai transiti dei colmi di piena nei corsi d'acqua sappiamo che con lo scirocco c'è qualche problema di sbocco a mare. I livelli dei fiumi non prevediamo che arrivino a livelli eccezionali come è accaduto per esempio con Vaia, con l'Acqua Granda, ma comunque ci sarà una crescita dei livelli dei principali corsi d'acqua, in modo particolare ci attendiamo una crescita rilevante sul Piave e sul Tagliamento. Ecco, assessore, oggi lei è qui a Palazzo Ferrofini per presentare la cittadella della protezione civile. Può già darci qualche anticipazione di che cosa si tratta? È un'iniziativa che è partita da una scuola superiore, un liceo di Dolo, che è già attiva da qualche anno e che ha visto i ragazzi diventare protagonisti, non come quando facciamo noi iniziative con Scuola Sicura che sono protagonisti come soggetti soccorsi, ma in questo caso come soccorritori, e quindi vivono
come se fossero dei soccorritori, allestiscono il campo, vivono nella cittadella per alcuni giorni, quindi si rendono conto di cosa vuol dire fare il soccorritore. E sottolineo un aspetto: fare il soccorritore non basta la buona volontà, bisogna investire sulla formazione, sono importanti i dispositivi di protezione individuale, questo per dire che gli angeli del fango, verso i quali c'è la massima, come dire, solidarietà, insomma vengono sempre apprezzati, ma a volte possono diventare un problema, perché operare in uno scenario emergenziale non è come operare in tempo di pace. Conoscere il rischio, come è conosciuto dai nostri volontari, che sono i più formati d'Italia, come è anche emerso nel convegno di sabato scorso alla Fiera Internazionale di Brescia, è un aspetto particolarmente importante, perché se c'è la formazione si evitano infortuni, quindi anche cautela per quanto riguarda gli angeli del fango, perché quando si va a soccorrere serve una formazione adeguata. C'è bisogno di nuove leve, vuole fare un appello soprattutto ai giovani? Ma le nuove leve sono fondamentali. Noi abbiamo il sistema di protezione civile migliore d'Italia, questo è stato riconosciuto anche dal Presidente della Repubblica Mattarella. È del tutto evidente che si fonda in maniera importante anche sul apporto del volontariato, e questo significa che ovviamente il volontariato deve avere un ricambio. Noi abbiamo 20.000 volontari di protezione civile, 545 organizzazioni sparse su tutto il territorio, ma è chiaro che poi dopo gli anni passano, l'età avanza e quindi è necessario il ricambio. Grazie all'assessore Bottacin, qui da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie davvero all'assessore Bottacin, grazie anche a te Ilaria, grazie anche a Sandro Ponchio. Quindi attenzionati soprattutto la Val Belluna e la Pedemontana trevigiana e anche un po' la Pedemontana vicentina. A proposito del Vicentino andiamo subito a Vicenza, dove è stato attivato il COC. Luisa Bertini, buongiorno. C'era Zanetti, ma a me è caduta la linea, quindi non... E adesso chi c'è? La sede della polizia locale, dove si è conclusa da pochissimo la prima riunione del COC, che è stato aperto e che quindi monitorerà la situazione in evoluzione. Si attendono piogge tra i 40 e i 50 mm in città, quindi non dovrebbe far paura il retrone in città. Invece c'è molta apprensione per quel che riguarda il Bacchiglione e quindi per le piogge che andranno a riempirlo dalla montagna. Sono in compagnia con l'assessore alla protezione civile Matteo Tosetto, insomma stiamo monitorando la situazione. Che cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime ore? Sì, abbiamo attivato proprio il COC questa mattina, rimarrà aperto tutto il giorno, ci riconvocheremo anche nel tardo pomeriggio in presenza. Abbiamo coinvolto ovviamente tutte le nostre aziende per la pulizia delle caditoie e delle ramaglie, per organizzarci e attivare la protezione civile. Le precipitazioni sono importanti, sappiamo appunto soprattutto in montagna, quindi quello che fa un po' più preoccupazione è il Bacchiglione in questa occasione e non il retrone. E la piena dovrebbe essere prevista nella tarda serata, verosimilmente le prime ore del mattino. Teniamo monitorata la situazione proprio perché in caso di necessità interverremo. Ecco, voi in che modo allertate i cittadini? Sono già predisposti i sacchi di sabbia? Insomma, un cittadino come deve muoversi in queste ore, ovviamente alla luce delle previsioni? Invitiamo tutti i cittadini ovviamente a tenersi informati sia attraverso i vostri canali ma anche attraverso i nostri canali social, i nostri comunicati stampa. È attivato il servizio Telegram e anche in caso di necessità il servizio di SMS. Abbiamo verificato appunto la fornitura di sacchi di sabbia che in caso di necessità verranno posizionati nelle postazioni previste rispetto al nostro piano di emergenza. Per il momento la situazione vogliamo vedere appunto come evolverà, vediamo quanta acqua arriverà dalla montagna e vediamo appunto il livello del Bacchiglione quanto aumenterà. Io ringrazio l'assessore per essere stato con noi e ovviamente per i prossimi aggiornamenti riprenderemo la linea. Grazie a Luisa Bertini. Allora, un'altra zona che è monitorata, l'abbiamo detto, è quella della Marca Trevigiana. Abbiamo sentito l'assessore regionale Bottacin, la Pedemontana trevigiana, e fra pochissimo, fra qualche secondo, allora restiamo collegati, lo dico anche alla regia, a Renato Capoia, non andiamo a Marostica ma chiudiamo con il maltempo e vediamo se riusciamo a collegarci con Marta Marangon a Nervesa della Battaglia, perché Nervesa della Battaglia ovviamente ha avuto, lo ricorderete, 2 settimane fa problemi di grossi disagi e danni per quella bomba d'acqua che si era
che si era creata. Io vedo la Marta Marangon quasi pronta, quindi fatemi capire se posso andare direttamente da lei. Allora Marta, con te chiudiamo, buongiorno, chiudiamo con te intanto questa prima pagina sul maltempo. Abbiamo visto la situazione, il punto della situazione regionale con l'assessore Bottacin, Valbelluna e Pedemontana Trevigiana attenzionate, abbiamo visto Vicenza con la paura per il Bacchiglione. Noi torniamo con te su una zona che ha avuto pesanti disagi 2 settimane fa. Buongiorno. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno a te e ai telespettatori che ci stanno seguendo da casa. Siamo a Nervesa della Battaglia. Sì, dicevi bene, un territorio che il 10 settembre scorso, poco meno di un mese fa, ha vissuto una gravissima emergenza con un'alluvione improvvisa che ha coinvolto l'intero paese. Oltre 140 mm di pioggia allora caddero nel giro di un'ora e mezza e Nervesa e numerose frazioni andarono sotto acqua. L'allerta quindi ovviamente è massima in queste ore. Qui siamo nell'area del Sacello di Francesco Baracca, dove si è verificata una frana. Ora Francesca ve la fa anche vedere, eccola qui alle mie spalle, perché oltre all'allerta idraulica in tutta quest'area del Montello c'è anche quella idrogeologica. Il terreno è zuppo d'acqua e il timore è che queste forti precipitazioni che sono previste nelle prossime ore possano ulteriormente aggravare la situazione anche su questo fronte. Io sono qui con Leonardo Gottardo, vice sindaco di Nervesa della Battaglia, e Claudio Meneghetti, che è consigliere delegato alla protezione civile. Vice sindaco, come state vivendo questa fase di preallerta, visto che il grosso è atteso nel pomeriggio sera? Sì, purtroppo lo stiamo vivendo non bene, perché abbiamo già alle spalle questa alluvione del 10 di settembre che ha colpito praticamente solo Nervesa, quindi abbiamo vissuto sulla nostra pelle la problematica di un'alluvione, 143 mm ricordo di acqua caduta in un'ora e mezza, è una quantità impressionante di acqua che ha invaso il territorio di Nervesa. Tutto questo ci ha portato adesso ad essere un po' più pronti, chiaramente, quindi abbiamo già organizzato apertura del COC, la protezione civile è già allertata, tutti gli amministratori sono allertati, abbiamo iniziato anche a fare dei giri di perlustrazione per capire il territorio se ci sono ulteriori problematiche. Al momento non piove. Il pomeriggio sembra che la pioggia aumenti notevolmente, quindi siamo un po' più esperti, anche se di fronte a questi avvenimenti non si è mai pronto fino alla fine. Ecco, i consigli che voi state dando alla popolazione alla luce anche di quanto accaduto un mese fa. Diciamo alla popolazione di rimuovere le auto dagli interrati, perché molte famiglie si sono ritrovate senza automezzi, di stare nei piani alti possibilmente e di non utilizzare l'auto o altri mezzi durante l'evento, perché il 10 settembre le strade, le piazze erano invase di acqua, il pericolo era molto importante, per fortuna nessuno si è fatto male, quindi invitiamo i cittadini a salire sui piani alti e non utilizzare gli automezzi. Ecco, questo per quanto riguarda l'acqua. Poi c'è il problema dei terreni. Qui appunto vediamo alle nostre spalle una frana, più in giù ce n'è una seconda lì in fondo, se poi Francesca vi fa vedere, vedete anche un altro grosso albero caduto, quindi di fatto appunto dicevamo qui siamo nell'area del Sacello Francesco Baracca, che lo vedete proprio dietro l'albero caduto, si intravede il tricolore. Qui insomma è tutta la collina che si sta muovendo, per cui chiaramente anche il rischio di frane, il rischio di smottamenti, se dovessero verificarsi queste precipitazioni così forti, così abbondanti come sono previste, soprattutto nell'area pedemontana e delle basse prealpi, il rischio è dietro l'angolo. Sì, sentendo anche i vecchi del paese, l'evento di un mese fa qui a Nervesa
Nervesa non era mai successo. Ci sono stati molti smottamenti, molte frane, sono state tutte messe in sicurezza, quindi le strade sono tutte liberate e questo che avete di fronte è l'ultimo punto che ci rimane da mettere in sicurezza. Abbiamo tenuto ultimo non perché non abbiamo rispetto per il luogo, ma ci sono delle priorità, quindi abbiamo portato via del terreno su altre strade importanti di viabilità perché i cittadini devono poter liberamente circolare per il territorio. Il Montello è bello, è bellissimo, soprattutto sia d'estate che d'inverno, però purtroppo è fragile e questo evento meteorologico lo ha dimostrato ancora una volta. Ecco, quel che è certo è che purtroppo questi eventi meteorologici si stanno ripetendo con una frequenza veramente allarmante, quindi anche in questo caso si diceva il terreno è zuppo d'acqua, non si è ancora smaltita quella precedente ed è chiaro che poi ogni precipitazione, anche non particolarmente abbondante, rischia di creare dei problemi. Chiaramente i pericoli aumentano perché, come diceva lei, il terreno è ancora pieno d'acqua. Questo è un terreno che non drena l'acqua, se la trattiene, quindi è un problema in più che dobbiamo tra oggi e domani capire un attimo come si comporterà il Montello con questa ulteriore alluvione. Speriamo che non avvenga, ma con questa importante pioggia che è prevista. Ecco, abbiamo qui con noi anche Claudio Meneghetti, che è il consigliere delegato alla protezione civile del comune di Nervesa della Battaglia. Protezione civile che è già al lavoro, da ieri sera sentivamo è stato aperto il COC, nei magazzini comunali si sono preparati i sacchi di sabbia che sono stati e si stanno ancora distribuendo alla popolazione. Lei peraltro è un ex vigile del fuoco, per cui ha anche una grossa esperienza sul campo di questo tipo di emergenze. Sì, in effetti ritorna, la storia di ognuno di noi ritorna e stiamo preparando appunto quello che è possibile preparare per cercare di andare incontro alle persone se ci dovessero essere, così come sembra, una precipitazione abbondante nel pomeriggio. Tutto quello che è possibile, dalle attrezzature tecniche ai sacchi di sabbia, è pronto per essere messo sul campo. Speriamo non sia il caso, speriamo sia solo un'allerta del tipo generale e non serva a mettere in funzione tutta quanta questa attrezzatura che è a disposizione. Ecco, come vigile del fuoco, come ex vigile del fuoco, che cosa si sente di raccomandare ora ai suoi cittadini? Ma le cose semplici sono quelle di non trovarsi naturalmente in situazioni di pericolo nelle aree sottostanti al piano di campagna, cioè aree dove con più facilità il corso d'acqua va a impegnare durante il suo tragitto, e portare fuori le macchine scantinati e cercare di non salvare il salvabile nel momento in cui sta creandosi una situazione di pericolo, perché poi effettivamente il momento in cui l'acqua va a riempire gli scantinati è troppo veloce e non c'è il tempo per portarsi in salvo, per cui crearsi già una situazione, essere già nelle aree sicure, cioè portarsi ai piani superiori, non laddove non ci sia la stretta necessità, non essere in strada durante queste precipitazioni, perché poi anche come la dimostrazione dell'ultima del 10 ci sono state macchine che galleggiavano in strada e hanno creato poi anche ostacolo e pericolo per poi il recupero delle persone all'interno delle auto. Oltre che magari anche ostacolo per i soccorritori. Assolutamente sì, i mezzi dei vigili del fuoco, così come di qualsiasi altro mezzo di soccorso, ha bisogno di trovare le strade il più libero possibile, e se cominciamo come il 10 a trovare le macchine di traverso, perché ovviamente l'acqua le faceva galleggiare, tutto questo diventa una difficoltà e un ulteriore ostacolo al soccorso. Ecco Nicola, questa dunque è la situazione al momento qui a Nervesa della Battaglia. Chiaramente si guarda il cielo, si incrociano le dita sperando che le precipitazioni attese non siano così abbondanti da far sì che si ripeta purtroppo quanto accaduto in passato. E da Nervesa per il momento è tutto, ti restituisco la linea.
Grazie a Marta Barangon, grazie ai tuoi ospiti, davvero speriamo che non ci siano situazioni così gravi come quelle che abbiamo raccontato e che stiamo raccontando quasi ogni settimana, purtroppo, testimonianza di un cambiamento climatico ormai evidente, è chiaro, sotto gli occhi di tutti, e anche di problematiche legate evidentemente al consumo di suolo, soprattutto in Veneto. Allora lasciamo la pagina, chiudiamo la pagina del maltempo, almeno per ora, se non ci saranno criticità in corso di questa ora e mezza di Focus TG, pronti ovviamente a riprendere la linea nel caso i nostri inviati, e torniamo a parlare di Sammy Basso. Sappiamo venerdì i funerali negli impianti sportivi di Tezze sul Brenta, al campo sportivo di Tezze sul Brenta, il lutto cittadino in quella giornata. Intanto continuano i ricordi, continua il cordoglio, e c'è un ricordo legato alla radio, una delle passioni di Sammy Basso. Allora la nostra Vanessa Banzato è a Marostica. Buongiorno Vanessa. Buongiorno a te Nicola, a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Ci troviamo proprio negli studi di Radio Voice perché Sammy era un assiduo frequentatore degli studi, aveva un programma tutto suo, tra l'altro seguitissimo, come conferma l'amico appunto di Radio Voice, che era vicinissimo a Sammy. Nicola Battocchio, in arte Bat, vero che lei viene conosciuto come Bat, soprattutto un ricordo fortissimo che la lega a Sammy Basso. Tra l'altro Sammy era qui tutti i lunedì, di persona o appunto online, però insomma l'appuntamento fisso con Sammy c'era. Qual è uno dei ricordi più belli che ha di Sammy? Diciamo che Sammy era la nostra voce fuori dal coro. Era o come diceva lui, fuori dal comune, perché noi qui siamo a Marostica e lui a Tezze, quindi era fuori dal comune. Da noi partecipava inizialmente con delle rubriche serie di qualsiasi argomento che i nostri ascoltatori richiedevano, che potevano essere l'Area 51 o il Triangolo delle Bermuda. Poi ha detto una volta: sono troppo serie queste cose qua, facciamo qualcosa di più cacciarone. E al lunedì partecipava telefonicamente, se potevi in presenza. L'unico rammarico è quello di non avergli mai fatto vedere gli studi, e doveva essere queste settimane. Perché sono gli studi nuovi questi, vogliamo precisare. Perché questi sono gli studi nuovi, quindi lui era venuto negli studi vecchi e qua non li ha mai visti. E qui partecipava telefonicamente, noi lo chiamavamo per qualsiasi cosa, ma qualsiasi cosa vuol dire: perché la pioggia è bagnata, chiamiamo Sammy. E lui rispondeva. Questo era Sammy. E tra l'altro la rubrica si chiamava Siamo caduti in basso, giusto? Siamo caduti in basso, scelto da lui ovviamente, perché lui Basso di cognome. Avevamo tanti progettini, e poi c'era Battibasso, che era un'altra cosa, batteria bassa, però Siamo caduti in basso è il nome della sua rubrica. A lunedì invece interagiva con tanto di base musicale di Quark, perché per noi lui era lo scienziato Sammy, e rispondeva a qualsiasi domanda. Senta, tra l'altro voi proprio nella giornata di ieri avete mandato un insieme di tutti quelli che sono stati i momenti più belli che ricordano Sammy, alcune pillole proprio che caratterizzavano gli interventi di Sammy nella vostra radio. Avete avuto degli ascolti davvero importantissimi. Ieri infatti è stata un'idea mia e del nostro direttore artistico Gigi Ferrari. Abbiamo scelto di non fare ovviamente la puntata del mattatoio, perché è una puntata insomma ironica, satirica, e in onore a Sammy abbiamo trasmesso le 7-8 migliori pillole, tra cui quella dedicata alla regina Elisabetta, che è stata favolosa. Per poco, se non sbaglio, per qualche ascoltatore il server non è saltato. Da quanti ascolti c'erano, messaggi non si possono far vedere qua per la privacy, ma ce ne sono stati Italia, Veneto e anche da tutto il mondo, messaggi in lingue che io non riuscivo a tradurre, però per farti capire che risonanza ha avuto questo piccolo, grande, immenso uomo. Perdere Sammy cosa ha significato? Perdi la luce. Frasi retoriche di dire mi ha insegnato questo, ho capito questo, no. Io ringrazio mamma Laura e papà Merigo perché hanno dato alla luce la luce. Questo per me è Sammy. Lascia un vuoto enorme, soprattutto perché è scomparso all'improvviso. E tra l'altro mi diceva fuori dal microfono che voi parlavate spesso anche proprio della morte, nello specifico della sua morte. Sì, una volta, tra le tante cose che diceva Sammy, una volta gli ho chiesto: ma non hai paura? No, quello che ho fatto di qua, lo faccio di là. Cioè, hai capito? Cioè, non aveva una paura, lui sapeva, perché sapeva cosa andava in anche noi sapevamo.
Cioè, ieri è stata una batosta perché è successo così all'improvviso, noi sapevamo, però lui non l'ha sempre affrontata così. Ho fatto qualcosa di qua, farò qualcosa anche di là. E te lo faceva proprio così, sorridendo. La semplicità, lei diceva era uno scienziato, magari buttandola sul ridere qua, ma in realtà era davvero una persona legatissima al mondo della scienza, lo sappiamo molto bene, che ha dedicato l'intera sua vita alla ricerca e lo comunicava anche col sorriso, anche attraverso la vostra radio. Lui rendeva facile a qualsiasi ascoltatore quello che magari poteva sembrare difficile. Se doveva spiegare, adesso mi viene in mente una qualsiasi cosa, però non so, un esempio di un numero quantico, lui lo spiegava con una leggerezza, magari associandoci qualcosa di ironico, di satirico, che lo capiva qualsiasi persona. Quindi è questa la facilità di comunicare di Sammy. Tu lo conosci un minuto, ti sembra di conoscerlo da una vita. E lo conoscerai per una vita, perché Sammy non c'è più, non è vero, Sammy è qua da me, qua da lui, sui microfoni, sulle nostre corde vocali, c'è sempre, quindi Sammy non sparirà mai. Hai sentito Nicola, c'è davvero questa forza che era riuscito a trasmettere Sammy, che continua a trasmettere Sammy, che penso sia la cosa più bella che si possa ricordare quando ci si associa alla persona di questo scienziato, di questo giovane biologo che, vogliamo ricordarlo, malato di progeria, tra l'altro il più longevo malato di progeria al mondo, che ha dedicato l'intera esistenza allo studio, alla ricerca. E poi lei ha nominato giustamente mamma Laura e papà Amerigo, perché sono stati fondamentali, ecco, proprio anche per permettere a Sammy di vivere come ha vissuto, di vivere la sua vita in maniera semplicissima, come ha vissuto, nella consapevolezza della patologia da cui era affetto, ma non è mai stato un limite questo. Gli hanno insegnato proprio a non avere limiti, come dovrebbe essere in realtà per ogni persona. No, è vero, lui ha corretto anche Gigi tempo fa, e quando ha detto parliamo della tua malattia, non è una malattia, è una, cos'è che ti aveva detto? Patologia. Una patologia. Lui non era malato, era una patologia. Lui aveva una risposta a tutto. Noi abbiamo una frase che penso la terremo e la faremo girare nella nostra radio, che era se oggi ti senti un po' giù, adesso non me la ricordo a memoria, oggi siamo caduti in basso, domani si può altro che risalire. Questo è il messaggio che ha dato. Penso non ci sia da dire altro. E allora Nicola, con queste parole io ti ricedo la linea. Grazie a Vanessa Banzato, grazie anche davvero a questo splendido ricordo di Sammy Basso. Lo dicevamo, sempre Vanessa Banzato ci racconta nel prossimo servizio quando sarà l'addio a Sammy. Si svolgerà venerdì pomeriggio, l'11 ottobre, agli impianti sportivi di Tezze e Capoluogo, il funerale di Sammy Basso, il biologo scomparso improvvisamente sabato sera. Era il più longevo al mondo malato di progeria, avrebbe compiuto 29 anni il prossimo 1° dicembre. Alla ricerca per contrastare e curare la patologia aveva dedicato tutta la sua vita, proprio dall'Ateneo Patavino, dove Sammy Basso si è laureato e specializzato in biologia molecolare, è la rettrice Daniela Mapelli, che ha inviato un toccante messaggio in suo ricordo. Ragazzo gentilissimo, dotato di una smisurata energia e voglia di vivere, ha scritto, determinato nel perseguire i suoi obiettivi. Lo ricordiamo non solo come perfetto studente, ma anche come ottimo insegnante. E anche dal liceo scientifico Jacopo da Ponte, che Sammy aveva frequentato, dal dirigente arrivano parole colme di commozione. La sensazione di sgomento, di dolore è ancora davvero forte. Tanti qui che lo hanno conosciuto, i docenti, sono ancora molto scossi, però al tempo stesso, oltre ad un evento così doloroso, stanno riportando alla luce tutti i ricordi bellissimi, stupendi della presenza di Sammy in istituto, prima come studente e successivamente, data la sua grandissima capacità di testimonianza, la sua competenza che ormai è raggiunta a livelli accademici importanti, era un ospite gradito di lezioni, di assemblee studentesche e di fatto era come se fosse costantemente impegnato al da Ponte, cioè fosse una presenza, una componente della scuola, ed è così che appunto ci piace ricordarlo.
Ed è proprio il preside che ha voluto omaggiare Sammy leggendo un passo del suo libro che racchiude tutto il suo modo di essere e vivere. Se avessimo il coraggio di scavalcare i muri delle nostre piccole paure, tanti rapporti apparentemente impossibili si risolverebbero con un sorriso e una stretta di mano, anche perché le diversità arricchiscono e vanno incoraggiate. Ancora ricordi come quello di Andrea Fontana, amico di Sammy. La nostra amicizia è iniziata per caso un po' di anni fa, perché un nostro collega macellaio ce l'ha presentato e abbiamo raccolto dei fondi per lui. È stato amore a prima vista e poco dopo gli ho chiesto, siccome io ho la passione delle maratone, gli ho chiesto se veniva a correre una maratona con me. Senza sapere cosa fosse una maratona o come potesse correrla, ha detto subito sì, e questo è stato amore a prima vista. Una grande amicizia univa Sammy Basso ad Andrea Fontana, imprenditore che si era allegato al giovane ricercatore e con cui aveva condiviso tante passioni e l'impegno per la raccolta fondi per l'associazione AIPROSAB, fondata assieme ai genitori Laura Lucchini e Amerigo Basso per portare avanti la ricerca sulla progeria da cui era affetto il biologo Tedarota. Un legame profondissimo tra i due, confermato anche dal grande quadro che rappresenta il sorriso di Sammy Basso, realizzato dal pittore trevigiano Paolo Socal, cui Andrea Fontana è particolarmente affezionato. È stata la mia anima, quindi qualsiasi cosa di bello facessi nella mia vita, oltre a coinvolgere la famiglia, coinvolgevo lui. Lui era la parte intelligente di me, io ero il braccio, lui era la mente, non c'è nient'altro da dire, lui era enorme. Assieme avevano partecipato a tanti eventi, iniziative, concerti. Lui era una persona che sapeva mettere a proprio agio tutte le persone, metteva a proprio agio i bambini, gli adulti e stava bene con tutti, ed era una persona che sapeva stare in mezzo alla gente con carattere. Era bello andare con lui, perché fare festa con lui era bello. Trovava sempre la parte tecnica di tutto, era molto attento alle persone, alle cose attorno, però era bello vivere con lui certi momenti, sì. E Fontana riporta al nostro microfono quelle che erano le parole di Sammy, perché siano un messaggio per tutte le persone. Vivi la vita al 100%. Allora, pochi istanti di pubblicità, poi c'è ancora molta cronaca. Ci collegheremo con Valentina Visentina a Montegrotto Terme per furti e vandalismi. Prima però una brevissima pausa. Focus TG di nuovo in diretta. Allora, lo dicevamo prima della pubblicità, apriamo una pagina sulla questione sicurezza a partire da Montegrotto Terme. Valentina Visentin e Federico Cibotto, cosa accade a Montegrotto Terme in questi giorni? Buongiorno. Sì, buongiorno da Montegrotto Terme, la zona termale nel fine settimana presa di mira dai ladri. Qui a Montegrotto Terme, lo vedete alle nostre spalle, nella frazione di Turri, è stato vandalizzato nel fine settimana la tensostruttura adiacente ad un parco giochi per bambini. Ignoti hanno strappato e tagliato i teloni della struttura utilizzata per le attività sportive. Si tratta di un atto vandalico, tra le altre cose non il primo in questa zona, come hanno segnalato i residenti, ma purtroppo oltre agli atti vandalici le terme nel fine settimana sono state anche prese di mira dai ladri, perché soprattutto ad Abano, quindi scendiamo nella zona più di piano, qui siamo a Turri, quindi siamo più sui colli, e ad Abano invece nel quartiere di San Lorenzo numerose vie, via Chioggia, via Sottomarina, la stessa via San Lorenzo, sono state prese di mira dai ladri che hanno svaligiato numerose abitazioni. 2 solo i colpi che non sono andati a buon fine, perché c'erano le persone all'interno delle abitazioni che hanno scacciato i ladri, ma negli altri casi le abitazioni sono state completamente svaligiate. Furti avvenuti nel fine settimana, quindi quando le persone magari erano fuori e in tarda serata. Adesso le giornate si accorciano e purtroppo nel periodo autunnale sono sempre più frequenti i furti nelle abitazioni
giorni, questa volta, mentre nei periodi scorsi era stata colpita l'Alta Padovana, questa volta si sono concentrati soprattutto nella zona termale. I cittadini hanno chiesto ai carabinieri di intensificare i controlli che ci sono stati nei fine settimana, e proprio i controlli dei carabinieri hanno permesso di arrestare e fermare al casello di Padova Ovest anche uno spacciatore, un cinquantenne che stava rientrando e stava uscendo dall'autostrada con oltre 1 chilo di cocaina nascosta in auto. Quindi controlli che erano partiti per la prevenzione del territorio e che comunque si sono trasformati poi in controlli antidroga con questo arresto. Da Montegrotto Terme è tutto, linea allo studio. Grazie a Valentina Visentini e Federico Ciboto. Restiamo però nel Padovano, restiamo in tema. Uno dei rapinatori che ha assaltato la farmacia di Ponte Vigo d'Arzere pochi giorni fa, pensate, era uscito di carcere quel giorno stesso per lavorare all'esterno. Invece evidentemente ha fatto tutt'altro. Il suo complice, il fratello appena 18enne, arrivato dalla Calabria. La rapina in farmacia prima di rientrare in cella, da dove era uscito la mattina per i lavori esterni ottenuti grazie alla buona condotta. Suo complice il fratello 18enne, che ora è in carcere pure lui. Questo retroscena è emerso dopo la rapina avvenuta la scorsa settimana alla farmacia Giuliani di Ponte Vigo d'Arzere. I 2 rapinatori arrestati sono 2 fratelli calabresi. Il più grande, Carmine Cristini, 41enne, era già in carcere, condannato a 18 anni con rito abbreviato perché nel dicembre del 2014 a Cosenza aveva ucciso a colpi di pistola un 29enne. Il fratello, 18 anni appena, la scorsa settimana era arrivato apposta dalla Calabria e insieme hanno messo a segno la rapina in farmacia a Ponte Vigo d'Arzere prima che Carmine Cristini rientrasse in carcere dopo la giornata di lavoro all'esterno. Con loro anche una complice di 30 anni incinta che ha fatto da palo. Un colpo durato pochi minuti. 2 rapinatori, dopo essersi fatti consegnare l'incasso sotto la minaccia di una pistola risultata poi essere da soft air, sono scappati nel traffico, ma sono stati inseguiti e fermati dai carabinieri. I 2 fratelli, interrogati dal giudice per le indagini preliminari, hanno confessato la rapina in farmacia a Ponte Vigo d'Arzere, ma hanno negato di essere gli autori dell'altra rapina avvenuta lo scorso 30 settembre nel supermercato Ali di Montà. Ancora nel Padovano, ad Albignasico, scoperto un appartamento utilizzato per incontri a luce rossa a pagamento, scoperto dai carabinieri una denuncia per un 60enne. Un appartamento della cintura padovana utilizzato come casa di piacere, questo secondo i carabinieri che a febbraio erano stati chiamati dai condomini di uno stabile di Albignasico alle porte di Padova, infastiditi per i rumori di una festa nel cuore della notte. Era febbraio e quando gli uomini dell'Arma hanno suonato all'appartamento per intimare di limitare i rumori molesti, hanno notato qualcosa di strano, sospettando che fosse in corso un festino a luci rosse, facendo quindi partire un'indagine. Lo scorso 3 ottobre la procura ha autorizzato la perquisizione dell'appartamento. L'abitazione era vuota. Ad aprire il proprietario, un professionista 60enne della zona, che sosteneva di averla data in uso all'ex fidanzata. La casa però non sembrava abitata, il frigo era vuoto e non c'erano stoviglie o pentole. Quello che c'era in abbondanza invece erano sex toys, creme e oli per massaggi, oltre a maschere, catene e collari umani, tipici strumenti sadomaso. Il 60enne ha fornito versioni contrastanti sull'utilizzo della casa. Ora per l'uomo è arrivata la denuncia per favoreggiamento della prostituzione. Se parliamo di sicurezza non possiamo non parlare di Mestre. Quello che è accaduto l'abbiamo raccontato in queste settimane, ultimo anche caso l'investimento di 2 tossicodipendenti, uno ancora in fin di vita da parte di un residente stufo di quanto stava accadendo. Ebbene, a metà novembre a Mestre arriverà il ministro dell'Interno Piantedosi, e la promessa che ha fatto il ministro ieri al sindaco Luigi Brugnaro, che è andato a Roma proprio per incontrarlo per parlare di sicurezza. Il tema centrale è che Mestre e Venezia diventino una città simbolo proprio della lotta alla criminalità. Intanto il prefetto Darco Pellos parla di nuove strategie proprio per combattere questa criminalità.
La gente ha paura ed è legittimo che possa avere paura, su questo non vogliamo sottovalutare i segnali che vengono, proprio per questo stiamo elaborando delle ulteriori strategie. I recenti episodi criminosi a Mestre, sommati a quelli dei mesi precedenti, spaventano ogni giorno di più residenti e commercianti. Una paura lecita, commenta il prefetto di Venezia, che però vuole rassicurare la popolazione su quanto si stia facendo. Delle volte sono delle zone che sono più intensamente aggredite da questa microcriminalità. L'intervento fatto in quella zona poi sposta l'azione in un'altra zona perché sono soggetti che difficilmente possono essere neutralizzati. L'azione che viene fatta in questo momento è finalizzata sinergicamente, su questo ci tengo molto a sottolineare, da parte di tutte le forze di polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, la Polizia locale, è finalizzata proprio a neutralizzare tutti questi comportamenti, quindi a cercare di individuare quei soggetti più pericolosi per poterli poi espungere dal territorio. Il prefetto pone l'attenzione anche su un altro aspetto non meno importante. Un mercato della droga è alimentato anche da un'utenza della droga che anche quella va in qualche modo contrastata. E intanto proseguono le indagini sull'investimento di 2 tossicodipendenti in via Montello a Mestre, si attende la perizia sul SUV. Intanto un residente mestrino ha raccolto la sconvolgente testimonianza dell'ex fidanzata di uno dei 2 tossicodipendenti investiti. È arrivata l'auto contro mano, si è fermata da me in piena velocità a 1 centimetro proprio, mi stava già per investire. È sceso questo ragazzo con il martello in mano e si è detto andate via da qua, io lavoro. A parlare con uno dei residenti della zona, Claudio Peris, è la ragazza che la sera del 30 settembre scorso era in via Montello a Mestre insieme ai 2 tossicodipendenti, uno l'ex fidanzato, che sono stati colpiti da un 40enne a bordo del suo SUV che vive dove loro stazionavano. A un certo punto stavano discutendo, non so cosa è successo, dopo il tipo ha tirato una martellata in testa al napoletano, il tipo è caduto incosciente a terra, proprio incosciente, aveva già gli spasmi. Il mio ex ragazzo ha fatto così per fermarlo dall'auto, dopodiché ha fatto retromarcia, mi stava per vestire me, meno male che c'è un ragazzo che mi ha tirato via perché sennò sarei morta. Ha messo la prima, è andato addosso al mio ragazzo, dopo è andato sopra il napoletano, dopo ha sbalzato il mio ragazzo sul muro, sul palo, infatti il mio ex ragazzo c'ha tutta la ferita, dopodiché è entrato nel muro nel giardino della casa, a piena velocità questo. Una testimonianza che combacerebbe con quanto ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, carenti però di alcuni aspetti. Cosa sia accaduto una volta messo in moto il SUV non si riesce infatti a comprendere pienamente. Quando è successo tutto è uscito sempre col martello in mano e con il telefono in mano dicendo che stava chiamando l'ambulanza. Io stavo già telefonando, ho detto che era incosciente, il ragazzo era pieno di sangue ovunque, aveva la gamba tutta storta, rotta perché è andato sopra con l'auto. Non l'ho fatto apposta, ma come non hai fatto apposta che sei andato in retromarcia, poi per prendere lui sei andato verso sinistra, verso destra, non dire cazzate, poi hai tirato una martellata in testa, questo qua sta morendo per colpa tua, dopodiché è preso e scappato a piedi dopo la polizia è venuta. La speranza è che le indagini, anche grazie agli accertamenti sul mezzo posto sotto sequestro, possano chiarire definitivamente quanto accaduto. Intanto, mentre uno è stato dimesso, il 45enne è invece ancora ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale di Mestre in coma farmacologico. E la violenza non ha davvero confini, da Mestre a Castelfranco, dove i baristi di Piazza Giorgione sono ancora sotto shock per la maxi rissa che ha visto coinvolte decine di giovani. Ho sempre lavorato anche la sera, facciamo a turni, però di questa gravità su una ragazza non ho mai visto niente di così. Sì, purtroppo qualche maribattuta, qualche screzio verso qualche ragazzina, ma mai arrivare a una violenza così. Quando arrivano le gazzelle dei carabinieri, 3 in tutto, i ragazzi tentano di disperdersi a Gialluna Passata, in Piazza Giorgione a Castelfranco. Restano solo alcuni focolai. La foto scattata immediatamente prima da un residente della piazza racconta di una rissa nata tra pochi e finita per coinvolgere almeno un centinaio di coetanei. Inferno, sì, sembrava una guerra, veramente, ammetto, mi ha fatto paura, sinceramente, sì. Alla
scena assistono in tanti. A mezzanotte di venerdì sera un gruppetto di ragazzi alterato viene allontanato da questo locale, Castelli in Aria. I ragazzi entrano in galleria e si siedono ai tavoli del bar Grappolo d'Oro in piazza. Lì c'è una ragazza, uno di loro le rivolge degli apprezzamenti pesanti. Lei gli tira uno schiaffo, è il finimondo. La rissa scoppia, il padre della giovane viene allertato e arriva subito e si butta in mezzo. Nel frattempo arrivano altri. I ragazzi che erano vissuti qua da noi, li hanno visti, sono intervenuti e da là è partito l'inferno. E si sono fatti tutti assieme, dopo sono qua in mezzo fra le due terrazze nostre qua, si sono presi anche qua a botte, insomma. Dopo sono scappati dietro un pochi, dopo sono ritornati fuori e qua era tutto pieno di ragazzi, là si sono picchiati fra di loro. E sarà proprio Fabio Bortolotto, titolare del bar Giorgione, insieme al fratello spaventato, a chiamare le forze dell'ordine. Si lanciavano sedie, anche delle nostre qua. E noi ci siamo barricati dentro perché volevano entrare, perché uno di loro era entrato dentro i bar e loro volevano entrare. E là io ho chiuso la porta, ho chiamato i carabinieri e ci sono intervenuti tempestivamente. Diverse le denunce, 2 ambulanze portano in ospedale il papà della ragazza ed un altro giovane che ha sbattuto la testa a terra nella zuffa. I carabinieri sono tornati ieri sera e così questa mattina. Diversi gli interventi della polizia locale nella notte. 2 giovani ubriachi camminavano in mezzo alla strada. Assicura Bortolotto però che scene come queste in 30 anni non ne aveva mai viste. C'è sempre quell'ubriaco di turno, il matto, che fa un po' di confusione, però a questi livelli qua non credo di non l'avevo mai visto. In merito a questa vicenda c'è un aggiornamento proprio dai carabinieri. Nella mattinata odierna, conclusi gli accertamenti necessari all'identificazione dei soggetti, il comando Compagnia Carabinieri di Castelfranco ha denunciato alla Procura di Treviso 7 uomini indagati per la scazzottata avvenuta appunto in piazza Giorgione. Si tratta del padre 52enne delle 2 ragazze importunate, dei 2 fratelli di 24 e 27 anni presunti autori di questo atto con le ragazze che venivano importunate, nonché di altri 4 giovani tra i 20 e i 40 anni intervenuti a supporto delle 2 fazioni contendenti. Quindi per adesso ci sono 7 indagati ufficiali per quanto accaduto a Castelfranco, con le immagini insomma che parlano da sole. La sicurezza vuol dire anche furti. Allora Chiara Gaiani ci racconta del pensionato di Cismon del Grappa che ha subito l'ennesimo furto in casa e adesso usa anche parole forti, perché dice: se la prossima volta vengono io sparo. Perché io ero un guardiacaccia, no? Ero armato. La mia paura di ieri era che mi avessero preso le armi e invece le sono ben custodite e quelle non le hanno toccate, insomma, ecco. Ma la mia paura era quella. E se ne trovasse davanti uno? Ah, io posso dirlo bene, io li sparo, secco. No, non ci sono problemi, no. Arrivando a queste condizioni qua, cosa si fa? Non ce la fa più Gianpietro Fiorese, che durante la denuncia ha raccontato la sua esasperazione anche ai carabinieri. Pensionato dopo una vita come saldatore in Svizzera e poi in Africa, Gianpietro vive qui nella sua Cismon del Grappa. Era stato alla Fiera Franca di Bassano domenica mattina. Al rientro l'amara sorpresa. Quando sono entrato in casa veramente erano i cassetti tutti aperti, le porte tutte aperte e da là ho cominciato a guardare cosa avevano portato via. Mi sono trovato che mi è sparita la collezione di orologi vecchi, di valore, con di più avevo preparato perché dovevo partire per la Svizzera, tutti i documenti, i soldi, più il biglietto del treno, sparito anche quello. Però non ho ancora guardato dappertutto perché dopo mi è venuto su un po' di nervoso e mi sono lasciato. I ladri sono entrati da qui, dalla cancellata fatta da Gianpietro, con una chiusura particolare, difficile da aprire, dopo aver narcotizzato Amy, il suo cane, che la sera non è riuscita a mangiare. Un colpo da più di 10.000 euro. Da giorni lo controllavano, sospetta Gianpietro, che ha trovato queste tracce di pneumatici sull'erba. In 10 anni non è la prima volta. Dopo 3 volte non so cosa pensare. Perché in effetti nel giro di 10 anni sono entrati 3 volte a casa sua e in più ha anche subito il furto di un cucciolo di pastore tedesco. Esatto, mi è stato portato via anche il cucciolo e come quando avevo fatto denuncia dei carabinieri mi era stato detto che l'hanno portato via per addestrarlo per fare i combattimenti di cani. Con orologi e soldi, rubati anche i suoi documenti. Questa mattina io ho guardato nella cassetta delle lettere, credevo di trovarlo là dentro, ho guardato ma non c'era niente.
Da Cismon a Vicenza, dove nel quartiere Bertesinella cresce la preoccupazione dei cittadini per degrado e spaccio. Allerta degrado a Bertesinella. A preoccupare i cittadini è soprattutto quello sociale, che coinvolge tutta la zona lungostrada Cabalbi. I timori sono emersi pubblicamente durante un incontro promosso per discutere i problemi della zona. Polemiche sull'operato dei vigili di quartiere. La preoccupazione principale dei cittadini di cui abbiamo parlato a questo incontro è proprio il fatto che i vigili di quartiere sono inesistenti. Si sono fatti vedere la prima settimana in cui è partito il servizio, poi nessuno li ha più visti. Il problema sicurezza è molto sentito anche proprio per il ritrovamento di un coltello da sgozzo che è stato poi sequestrato dai carabinieri. Ci sono vari personaggi che stanno girando nel nostro quartiere che sono poco raccomandabili. Incappucciati, gente strana, quelli se ne vedono, basta girare a piedi, comunque se ne vedono, chi abita sa bene la situazione, non solo per noi adulti, perché siamo comunque a rischio anche noi, ma anche i nostri figli, è un bel pensiero. Il poliziotto di quartiere, il vigile del quartiere, è una cosa giusta o no secondo te? Sì, poi fatto così come adesso? No, dovrebbe esserci la presenza più che non abbiamo mai visto qua, il poliziotto di quartiere. Dovrebbe esserci più spesso. È ovviamente molto più semplice fare una multa ad un cittadino che non reagisce piuttosto che rischiare in prima persona un accoltellato, qualche cosa magari di ben peggiore da parte di qualcuno che non ha niente da perdere. Clienti miei che vengono qui spesso si lamentano con me perché non c'è abbastanza sicurezza. Loro preferiscono avere qualcuno veramente che si interessi della nostra sicurezza anziché andare a fare multe, perché quello lì è il meno. 3 anni che sono qua, ma vedo le problematiche, anch'io a volte ho paura. Anch'io da uomo ho paura. Io personalmente non ho mai visto i vigili di quartiere, quindi ammetto, poi magari sono passati, però io non li ho mai visti, non ho notato questa sicurezza. Ecco. Con i suoi clienti vede questa un po' la situazione, cosa dicono? Mi hanno confermato appunto delle multe sul divieto di sosta, però magari meno sulla sicurezza, sul controllo della sicurezza, che direi forse è il più importante rispetto alle multe sul divieto di sosta. Non solo degrado e spaccio, non solo ladri, anche vandali, come il vandalo che ha creato il panico a Vittorio Veneto 2 notti fa, con 5 mezzi in sosta danneggiati, tra questi anche un pulmino per disabili. Un triste risveglio. Siamo stati avvisati da un amico che passava di là, era appena finito un weekend di autonomia e quindi il pulmino era ancora là, perché poi sarebbe stato spostato da un'altra parte, e sto amico ci ha mandato la foto. Vetri a terra, finestrini rotti, il tombino usato per compiere l'atto vandalico ancora vicino al furgone. Non hanno parole i volontari di Anfas della Sinistra Piave, che questa mattina hanno trovato il furgone con cui trasportano pazienti e persone disabili danneggiato e quindi inutilizzabile. Essendo un pulmino per persone con disabilità, si pensava un po' di essere fuori dall'onda delle cose così vandaliche. Via Galilei è il luogo dove c'è l'appartamento di autonomia, dove noi facciamo appunto questi fine settimana o settimane per i ragazzi con disabilità. Danni ancora da calcolare. Quello che è certo è che fino alla completa riparazione le persone con disabilità seguite da Anfas non potranno continuare a svolgere le attività di sempre. Partita infatti una raccolta fondi per riparare i danni. Il mezzo è già stato portato in carrozzeria per valutare il danno, perché è l'unico mezzo che abbiamo per il trasporto dei disabili, sia quando vanno a fare la spesa, sia quando devono fare delle uscite, non ci sono altri mezzi, quindi noi abbiamo bisogno di metterlo a posto il prima possibile. Oltre al furgone danneggiato in via Galilei, altre 4 auto sono state vandalizzate tra via Manine e via da Ponte, cristalli in frantumi e specchietti rotti. Qualche volta danneggiano macchine, rubano e rubano anche parecchie biciclette. Ci hanno piegato la sbarra
e non sappiamo chi sia stato. Completamente piegata la sbarra che permette l'accesso al parcheggio interno di un condominio di via da Ponte. Rotti i vasi di cemento poco distanti. Indagano i carabinieri di Vittorio Veneto se tacciate le telecamere di videosorveglianza per identificare l'autore degli atti, che avrebbe ormai le ore contate. Ci augureremmo che avessero la possibilità di rifondere il danno attraverso lavori socialmente utili, perché quando questi ragazzi, uomini o quel che è, sono stati a fare dei lavori nelle cooperative dove noi abbiamo i nostri ragazzi, hanno cambiato atteggiamento. Adesso ancora la cronaca per la morte di Greta Spreafico, la donna di 53 anni di Erba in provincia di Como, scomparsa nel delta del Po Rodigino il 4 giugno del 2022. È iscritto nel registro degli indagati l'ex fidanzato Gabriele Lietti. L'uomo deve rispondere di omicidio preterintenzionale, distruzione e occultamento di cadavere. La stessa accusa rivolta a un amico della vittima, Andrea Tosi, 58 anni, giardiniere di Porto Tolle. Nell'inchiesta della procura rodigina, che aveva chiuso il caso a novembre 2023 per poi riaprirlo lo scorso giugno, lo ricorderete, dopo un'istanza della famiglia Spreafico, l'attenzione si rivolta dunque anche all'ex compagno della donna. Sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti vi sarebbe tra l'altro il testamento che la vittima avrebbe fatto nel 2021 in favore di Lietti, devolvendogli terreni e immobili per un valore di circa 1 milione di euro che Greta aveva ereditato dal padre. E la donna, conosciuta come cantante rock, era andata in Polesine proprio per vendere gli immobili a un parente, ma di lei si persero le tracce 2 giorni prima della data in cui era stato fissato il rogito. Il suo corpo non è mai stato ritrovato e nemmeno l'auto che utilizzava, che era una Kia Picanto. L'avvocato della famiglia Spreafico nei mesi scorsi aveva fornito alla procura nuovo materiale, tra cui comunicazioni tra Tosi e Lietti, cioè l'ex compagno con il quale la donna aveva avuto un rapporto burrascoso e che adesso si ritrova, come dicevamo, indagato anche egli con accuse pesantissime: omicidio preterintenzionale, distruzione e occultamento di cadavere. A proposito di violenza sulle donne, 2 importanti interventi della questura a Treviso. Quando il compagno l'ha minacciata puntandole addosso un coltello, la donna è riuscita a mettersi in salvo filmando con lo smartphone quanto stava accadendo e con il video si è poi presentata in questura denunciando l'uomo. I poliziotti in tempi rapidissimi hanno attivato il codice rosso e per l'uomo, 58 anni, è scattata un'ordinanza che ne impone l'allontanamento dalla casa familiare ed il divieto di avvicinarsi alla compagna, aggravato dall'applicazione del braccialetto elettronico. Il 58enne è stato denunciato per minaccia aggravata dall'uso di un coltello e nelle stesse ore i poliziotti sono intervenuti anche per un altro caso di violenza nei confronti di una donna che da ben 8 anni subiva maltrattamenti dal compagno 42enne. Dopo l'ennesimo grave episodio la donna ha trovato la forza di denunciare. Anche in questo caso la polizia ha dato esecuzione alla misura di allontanamento dell'uomo dalla casa di famiglia con il divieto di avvicinarsi alla compagna. La questura di Treviso conferma l'impegno a prevenire e contrastare la violenza di genere, offrendo vicinanza e supporto alle donne che trovano la forza di denunciare. E poi l'omicidio di Paderno del Grappa. Ieri è iniziato il processo davanti al giudice il 18enne, allora minorenne, che il 20 gennaio scorso uccise a coltellate il 39enne Bledar Dedia. Potrebbe evitare le sbarre nonostante il delitto premeditato. Questa è una delle possibilità emerse nella prima udienza del processo presso il Tribunale dei Minori di Venezia, che ha visto imputato l'allora 17enne di Pieve del Grappa reo confesso dell'omicidio di Bledar Dedia, 39enne albanese, accaduto il 20 gennaio scorso. A confermarlo l'avvocato della parte civile presente oggi all'udienza. È stata ventilata la possibilità che dopo i supplementi e gli approfondimenti istruttori che il giudice ha disposto si possa approdare ad una richiesta formale di messa alla prova. Questo potrebbe portare ad un'uscita dal circuito penale dell'imputato a fronte di un percorso strutturato di risocializzazione e di, chiamiamola, rieducazione.
Quindi probabilmente niente sbarre per il giovane oggi maggiorenne che con un coltello colpì in un fendente mortale al polmone il 39enne albanese all'interno del boschetto di Via dei Carpini a Pieve del Grappa, dove si erano appartati per un rapporto omosessuale. E anche nelle prime udienze in rito abbreviato, con dichiarazioni spontanee e una memoria scritta, il giovane presente in aula davanti al giudice Antonella Toniolo e difeso dall'avvocato Elisa Berton avrebbe ribadito come l'omicidio sia stata una forma di vendetta per un abuso subito precedentemente. L'occasione sarebbe capitata quando l'allora 17enne, che continuava a frequentare una chat particolare, avrebbe capito che l'uomo con cui messaggiava era lo stesso che lo aveva abusato pesantemente e da lì sarebbe scattato nella sua mente la volontà di ucciderlo. E quel sabato pomeriggio nel boschetto avrebbe aspettato che la vittima fosse parzialmente svestita e quindi incapace di scappare per vendicarsi di lui. Quasi un raptus prolungato che l'avrebbe portato a commettere un omicidio con premeditazione e a rischiare oltre 20 anni di carcere. Per questo la giudice ha rinviato il procedimento l'11 novembre. In quella sede verranno sentiti nel contraddittorio i due consulenti PM e difesa sulla dinamica del fatto e sempre in quella data il Tribunale, il giudice per le indagini preliminari, nominerà il perito che provvederà sulla perizia psichiatrica nei confronti del minore. Quindi si confronteranno i due medici legali, ma si stabilirà anche la condizione mentale dell'imputato prima di decidere per la messa in prova. Attualmente il giovane si trova nell'Istituto Penale per minorenni di Treviso, anche se la difesa ha chiesto il trasferimento. È stata reiterata la richiesta di collocamento in comunità, sono stati sentiti anche gli psicologi che ce l'hanno attualmente in cura, sul punto però il giudice si è riservato una valutazione. Nell'udienza la difesa ha proposto anche un risarcimento alla famiglia della vittima. È stato consegnato un assegno circolare, l'importo lo tengo riservato, in favore della moglie e dei due figli minori e dovrò naturalmente interloquire con la famiglia del signor Dedia per valutare se riterranno congrua la cifra proposta oppure no. È possibile che la sentenza di primo grado si arrivi entro la fine dell'anno, poi bisognerà vedere gli sviluppi anche sul punto della valutazione peritale e sulla capacità di intendere e di volere. Lasciamo questa pagina di omicidi, ma c'è ancora la cronaca, è emerso, l'abbiamo raccontato ieri, ancora una volta il caso delle cittadinanze facili, le scorciatoie per ottenere la cittadinanza dal Brasile, in questo caso dal Brasile a Crocetta del Montello nella Marca Trevigiana, con 10 persone indagate e accusate di falso in atto pubblico. A Crocetta del Montello il sospetto della sindaca che nel suo comune ha almeno 800 persone definite fantasma, ma anche la vicinanza della prima cittadina ai suoi vigili. Dice: la legge è sbagliata, i vigili hanno agito con correttezza e in buona fede. Sappiamo delle indagini della Guardia di Finanza, io sono veramente solidale con i nostri operatori che danno sempre il massimo e sono convinta che l'avessero dato anche in quel contesto. L'indagine del nucleo di polizia economica finanziaria delle Fiamme Gialle di Treviso ha svelato il modus operandi con cui attraverso l'aiuto di agenzie intermediarie 160 brasiliani hanno ottenuto nel giro di 4 anni la cittadinanza italiana in quanto risultati residenti nel comune di Crocetta del Montello. Un certificato, quello di residenza, rilasciato dal comune dopo l'accertamento dell'effettiva presenza sul territorio da parte dei funzionari di polizia. E così, una volta stretto il cerchio nell'elenco degli indagati, oltre alla titolare dell'agenzia ed alcuni brasiliani, sono finiti tra i 10 anche i 3 vigili urbani in servizio a Crocetta. L'avviso di garanzia ha colto di sorpresa il piccolo comune del Montello, 6.000 abitanti appena, ma ad aprire una breccia su un meccanismo in cui facilmente un'istituzione pubblica può cadere è proprio lo stesso sindaco Marianella Tormena. Noi abbiamo realizzato a un certo punto che c'erano tanti brasiliani che chiedevano la cittadinanza. Abbiamo fatto delle verifiche, abbiamo provato a capire se il nostro comportamento era corretto. Poi a un certo punto c'è stato un intervento più deciso con l'aiuto anche della prefettura e da lì abbiamo iniziato a costruire un metodo un po' diverso. All'appello di brasiliani residenti nel comune di Crocetta ne mancherebbero più di 800 in realtà, un dato balzato all'attenzione della sindaca ancora ai tempi del referendum dell'autonomia. C'erano dei cittadini che per essere tolti dal registro devono essere iscritti all'AIRE e quindi questo era quello che un po' ci aveva fatto suonare il campanello, però pensavamo che tutto andasse bene così.
Gli oriundi, poi divenuti italiani a tutti gli effetti, si fermavano almeno 3 mesi in comune per poi ripartire, secondo le indagini delle Fiamme Gialle. L'agenzia, ve ne sono 6 soltanto nel Trevigiano, risulta prendesse almeno 3.000 euro a pratica. Si occupava anche di trovare gli appartamenti e stipulare i contratti d'affitto per i brasiliani. Per ottenere la cittadinanza dal Brasile attraverso il consolato ci vogliono 10 anni. In questi 160 casi accertati sono bastati 3 mesi. Prima di andare in pubblicità, un aggiornamento di cronaca. C'è stato un grave incidente stradale intorno alle 11:30 lungo la A4 nel tratto a 3 corsie tra Latisana e San Giorgio di Nogaro. Un'auto che ha tamponato un auto articolato fermo nella piazzola di sosta in corsia di emergenza. La persona all'interno dell'auto purtroppo è morta. Al momento dell'incidente non c'erano condizioni di criticità al traffico, la circolazione scorreva normalmente, quindi quest'auto, da capire in che modo ha tamponato questo auto articolato che era fermo nella piazzola di sosta, a perdere la vita un 39enne di Schio, morto dunque tra Latisana e San Giorgio di Nogaro lungo la A4. Adesso pochi istanti di pubblicità. Di nuovo in diretta con Focus TG, apriamo la pagina della politica per tornare a parlare del raduno di Pontida di domenica con il caso di Roberto Marcato, l'unico esponente della Lega di peso, di nome, insomma, importante a non essere salito sul palco, la sua insofferenza verso alcuni degli ospiti sul palco. Era ieri sera a Ring con Christian Arboit, sentite le sue parole. Il partito Lega, il movimento Lega non è né di destra né di sinistra. Posto fascista non ne parliamo nemmeno, i fascisti mi fanno schifo. A lei i fascisti fanno schifo? A me i fascisti fanno schifo. Si può dire, no? Cioè, mica... tante altre cose mi fanno schifo, tra queste anche i fascisti. Lo dice e lo ripete Bulldog Roberto Marcato nel corso di Ring, tirando le fila di una Pontida mai così a destra, ma un conto sarebbero i militanti, un altro gli alleati del momento. Quando ho parlato con Naci non c'ero, sono andato via proprio quando ha finito Zaia, sono andato via perché avevo altri impegni, ma io, siccome per me la coerenza è un valore in politica come nella vita, io continuo a pensare che Vannacci con la Lega non c'entri assolutamente nulla, appunto. E Orban? Manco ancora. A Pontida Marcato c'era e come, non sul palco però, nemmeno nel momento topico dello srotolamento della bandiera di San Marco, assenza che il diretto interessato spiega così. Quando è arrivato il messaggio di avvicinarsi al palco per salire, perché c'è tutto un tema di accrediti, bisogna andare al partito, io ero ancora in macchina. Roberto Marcato non ha bisogno di accrediti a Pontida. Ma devi presentarti prima, tutta una iostra, insomma, burocrazia calava, ma insomma nessun problema. Io ero ancora in macchina, punto. Una volta sul pratone, l'affetto dei militanti, selfie e abbracci. Forse arriva prima, sarei andato su. Cioè, stanca sta roba, se vado su è un casino, se non vado su è un altro casino. Decidete? Amen. Caso chiuso? Assolutamente no. È qui che scatta il fuoco amico. Sulle pagine social del Mattino di Padova, il consigliere regionale leghista Giulio Centenaro mette in discussione la ricostruzione di Marcato. Le coincidenze possono accadere, ma io ci credo poco. Noi con Luca Zaia eravamo tutti sul palco, scrive Centenaro. Apriti cielo. Con un segretario che è sotto scacco perché gli stanno chiedendo, lo stanno valutando se mandarlo in galera oppure no. E con l'autonomia che ha le più forti resistenze del mondo, mi credo che dovremmo preoccuparci di questo piuttosto che fare i post contro un collega. Andare sul Mattino di Padova e attaccare un collega. Insomma, rompe un tabù che secondo me può dare la stura ad altri interventi che non farebbero bene al partito. Questi sono problemi della segreteria di partito, che so che su questo è intransigente e farà quello che vuoi, a me non interessa, ripeto, non lo conosco benissimo, per cui immagino che abbia molto tempo da perdere, beato lui. Insomma, il clima all'interno della Lega resta comunque un clima bollente, c'è un tema
di sicurezza invece non tanto a Mestre, o meglio, c'è il tema di sicurezza a Mestre ma legato alla criminalità, c'è un tema di sicurezza a Venezia legato sì a una certa criminalità ma anche e soprattutto in questi giorni legato alla sicurezza nazionale. Parliamo dei giorni in cui a partire da ieri si ricorda il 7 ottobre, l'attacco di Hamas, la strage compiuta da Hamas, poi quello che è successo dopo a Gaza, quello che sta succedendo in questo momento, la tensione è altissima. Noi non abbiamo voluto fare cose eclatanti, ci ritroviamo in comunità, prima per un momento di incontro con uno scrittore israeliano che ha vissuto il 7 ottobre da Israele e poi ci riuniremo in una commemorazione religiosa di comunità, diciamo, con pochi amici che ci stanno vicini tutto l'anno, diciamo così, non quelli d'occasione, non quelli che fanno la sceneggiata e la passerella. A un anno dal 7 ottobre scorso la comunità ebraica veneziana ha deciso di commemorare così le vittime della strage compiuta dal movimento islamico di resistenza palestinese. Oltre 1000 persone, tra cui molti bambini, hanno perso la vita. Mentre nell'area del ghetto è stata intensificata la presenza delle forze dell'ordine, agenti in assetto antisommossa, polizia, carabinieri, ma anche guardia di finanza e polizia locale. Una disposizione che se da un lato tranquillizza, dall'altro preoccupa, analizza il presidente Calimani. Il fatto di sentirsi sicuri è anche un'arma a doppio taglio, perché vedere rafforzata la sicurezza ti dà anche la sensazione che ci sia motivo per doverla rafforzare e questo ci preoccupa l'antisemitismo montante, spesso irriflesso, che si è sviluppato negli ultimi mesi, nell'ultimo anno e che sta montando sempre di più, senza che ci siano forze politiche, culturali, sociali che capiscano una situazione e che insegnino, che ripetano che la storia la si fa tutti insieme, non la fa una parte sola. Se c'è una tragedia storica, ed è quella che si sta verificando davanti ai nostri occhi, l'hanno fatta due popoli, non l'ha fatta un popolo solo. Allora, su questo io vorrei che la gente riflettesse da tutte le posizioni politiche possibili e immaginabili. Un vero trauma l'ha definito Calimani. Un pogrom così, dopo la Shoah, non ce lo aspettavamo. Siamo tornati ai tempi del Medioevo, quando si ammazzavano ebrei per il gusto di ammazzarli, civili, bambini, stuprati, mutilati. È stato un vero trauma. Quanto sta accadendo però è anche un problema culturale, conclude il presidente. Qui è carente la scuola, è carente l'università. Nelle università, con le proteste che stanno avvenendo, diritto di protestare e di esprimere la propria opinione assoluto, riconosciuto a tutti, purché non violento. Ma non sanno neanche quello che dicono e chi è che glielo insegna? Chi glielo spiega che quando dicono dal fiume al mare stanno dicendo distruggiamo un popolo? Ma non lo capiscono, cioè, non sanno quello che dicono, non c'è cultura. Ma chi gliela deve dare la cultura? E intanto si avvicina la partita Italia-Israele che si giocherà, lo ricordo, a Udine il 14 ottobre. Cresce la preoccupazione per la contemporanea manifestazione pro-Palestina. Il 14 ottobre la manifestazione pro-Palestina ad Udine nel giorno della partita tra Italia e Israele al Blue Energy Stadium si farà. Ora c'è anche una locandina con le indicazioni del punto di ritrovo per la partenza del corteo e dell'arrivo. Dagli organizzatori si apprende dell'adesione confermata ad oggi di almeno 80 associazioni e gruppi di attivisti. Considerando che le adesioni sono destinate a crescere nei prossimi giorni, si può ipotizzare la partecipazione di un numero che potrebbe raggiungere alcune migliaia di manifestanti che si raduneranno in Piazza della Repubblica in Borgo Stazione. Alle 17 il corteo si muoverà per raggiungere Piazza 20 settembre. Secondo le informazioni della locandina, il tutto dovrebbe concludersi entro le 19:30. Sulla manifestazione c'è la massima attenzione delle forze dell'ordine, visto quello che è accaduto a Roma per il ricordo dell'anniversario dell'attacco di Hamas in Israele, da cui poi è partita l'escalation di eventi. Per quanto riguarda l'organizzazione del servizio di sicurezza in città e nell'area dello stadio, sono in corso riunioni e incontri per definire tutto nei minimi dettagli. Secondo quanto si apprende, intorno allo stadio sarà creata una sorta di zona rossa con un doppio prefiltraggio degli spettatori e meticolosi controlli personali. Ci sarà una riduzione delle aree di parcheggio in corrispondenza delle zone di prefiltraggio e la viabilità potrebbe subire delle modifiche. A metà settimana il quadro sarà più chiaro, quando inizieranno le operazioni di installazione delle barriere intorno allo stadio che delimiteranno le aree adibite ai controlli delle forze dell'ordine.
Cambiamo argomento, torniamo a Bassano per parlare delle giornate cruciali che arrivano per il destino dell'Unione Montana Bassanese, specialmente per il servizio della polizia locale. Resa dei conti, in latino si dice redde rationem, espressione, secondo il vocabolario Treccani, con cui si invitano altri a rendere conto del proprio operato o della propria amministrazione e gestione, espressione usata spesso nel senso di resa dei conti, giudizio finale in frasi di tono solenne, sarcastico o scherzoso. Ma di scherzoso o sarcastico nella vicenda dell'Unione Montana Bassanese c'è ben poco. Il redde rationem, la resa dei conti, è letteralmente questo: si tirano le somme, si fanno le verifiche, si prendono decisioni su come e soprattutto se proseguire con questa forma di collaborazione e gestione associata delle funzioni, in particolare quella della polizia locale. Il calendario è stringente e anche gli ordini del giorno. Si parte in queste ore con la verifica che la prima commissione consiliare di Bassano farà sullo stato di attuazione della delibera di Consiglio Comunale e la relativa convenzione approvata nel 2020. La convocazione fa il paio con quella già fissata al prossimo lunedì 14 della Commissione Bilancio, che dovrà letteralmente tirare le somme o, se preferite, rendere i conti e valutarne il loro impatto sulle casse di via Matteotti. Ma altri conti sono attesi nella riunione del Consiglio dell'Unione Montana fissata questo martedì 8, in cui tutti i comuni rappresentati, Bassano, Pove, Valbrenta, Solagna, Romano Dezzelino, vorranno dire la loro in sede di assemblea. Le voci contrarie ad un'eventuale uscita di Bassano dalla gestione condivisa del servizio sono già arrivate, specie da un paio di primi cittadini. Le carte arriveranno sul tavolo e dovranno essere scoperte pubblicamente. Se sia questione di soldi, di spese e di ricavi o questione politica lo diranno la discussione e poi i verbali. La resa dei conti per l'Unione Montana è ormai all'orizzonte. Restiamo a Bassano per parlare della Fiera Franca che si è appunto conclusa, ma una segnalazione: un nostro telespettatore ci ha chiamato per segnalare un disguido che si ripete ogni anno dopo la Fiera Franca. Guardate. Ogni anno la stessa storia, finisce la Fiera Franca d'autunno a Bassano e iniziano le proteste di chi vive e lavora in via Bellavitis, stanchi per lo sporco lasciato sul marciapiedi sui muri, e hanno deciso di chiamare Rete Veneta, soprattutto per l'olio lasciato dai camioncini di frittelle e panini posizionati lungo la strada in occasione dell'appuntamento di ottobre, e le migliaia di visitatori senza alcun senso civico che imbrattano muri e pavimento. Questo e non viene neanche via, cioè qua bisogna lavorare per tirarlo fuori, per toglierlo, come hanno fatto la signora di fronte l'anno scorso, che era ancora peggio, perché l'anno scorso è stata una roba scandalosa. Abbiamo messo un cartello con scritto: pregati di non mettere cibo e cose varie sui balconi, come non detto. Poi hanno sporcato anche i muri? Anche i muri, sì, beh, è normale. E anche chi ha gli altri negozi ha dovuto chiudere la Saracinesca, diceva? Beh sì, non possono mica lasciare aperto con questa... Chiuso tutto. Hanno tirato giù le serrande fino in fondo in maniera che non facessero picnic là, insomma, ecco. E adesso voi vi mettete a pulire tutto? Ci tocca, perché non potremo mica lasciare, guardi, fino là in fondo, che roba. Dovremmo pulire noi, perché anche se passa l'etera qui con le macchine, queste robe qui è olio, dovremmo buttare qualche prodotto, non so, qualcosa per... Però dice... non mi va bene. Io ho parlato con anche i residenti qua, cioè i residenti non gli va mica bene queste robe qua, perché noi siamo in pochi residenti e commercianti in questa via qua, però subiamo 2 volte alla settimana un camion che frigge, ed d'estate bisogna tenere chiuse le porte, tutti i vetri da pulire perché il vapore va su, anche se è olio fa un vapore, però qua non cambia niente. Mi sembra un po' esagerato, ma comunque se nessuno passa, nessuno dice niente e noi siamo un po' incazzati qua. Indubbiamente, indubbiamente. Adesso parliamo di sanità e ci spostiamo di nuovo nel Padovano con l'eccezionale intervento a Campo San Piero, dove un paziente anziano è stato salvato, pensate, dopo ben 9 arresti cardiaci. Essere ancora in vita è stata solo questione di secondi. Se oggi Livio, 75enne di Trebaseleghe, può raccontare cosa gli è accaduto, è solo grazie alla tempestività di intervento dei medici dell'unità operativa complessa di cardiologia dell'ospedale di Campo San Piero. Sopravvissuto a 9 arresti cardiaci nell'arco di poco tempo. Livio era stato colto da malore a causa di un blocco atrioventricolare di 3° grado.
Subito soccorso dai familiari che gli hanno praticato il massaggio fino all'arrivo dei sanitari. A fare la differenza quel venerdì è stata la velocità di intervento. Questo è il messaggio che il dottor Emanuele Bertaglia, direttore dell'UOC di cardiologia dell'ospedale di Campo San Piero, vuole mandare. L'intervento, avvenuto 2 settimane fa, dopo l'arrivo in ospedale al 75enne, in nemmeno un'ora è stato impiantato il pacemaker. Dopo un paio di giorni il paziente è stato dimesso dall'ospedale di Campo San Piero ed è tornato a casa e ora sta bene. E adesso, sempre in tema di sanità, al via la campagna vaccinale per l'influenza e il Covid. Via la campagna vaccinale per l'influenza e il Covid. Parte questa settimana per gli over 65 per proteggere i soggetti fragili dalle complicanze dei virus stagionali e ridurre così anche gli accessi al pronto soccorso. La vaccinazione antinfluenzale non crea nessun problema, ci protegge dall'influenza che quest'anno sarà ancora più dura dell'anno scorso, e per cui il messaggio è: mi raccomando, o nei centri vaccinali nostri quando inizieremo più avanti, ma soprattutto dei medici di famiglia e pediatri di libera scelta, andate e vaccinatevi. Tutto il resto della popolazione potrà vaccinarsi a partire da metà ottobre. Il portale dedicato alla prenotazione sarà attivo non appena il vaccino sarà disponibile. Un messaggio che mandiamo ai vecchiotti come me che hanno compiuto i 65 anni: vaccinatevi, lo fate per voi, lo fate per le vostre famiglie, lo fate per i vostri familiari, proteggete voi ma proteggete anche ovviamente i vostri parenti. I 2 vaccini, quello anti-influenzale e quello contro il Covid, potranno essere somministrati nello stesso momento. Per i bambini dai 2 ai 6 anni disponibili dose di vaccino in spray nasale. Per facilitare l'accessibilità alla vaccinazione, la Regione ha previsto inoltre la programmazione di 2 Open Day in cui saranno organizzate da tutte le ULSS sedute vaccinali dedicate. L'anno scorso eravamo intorno al 56-60%, quello che noi vorremmo arrivare ovviamente è superare il 65% della popolazione over 60 che si vaccina. Deve passare una comunicazione come dire positiva, che vaccinarsi non significa fare chissà che cosa, significa proteggersi. Adesso andiamo invece nel Padovano per parlare dell'inaugurazione ieri di un'opera molto attesa da Vigonza. Vediamo, è il nuovo park scambiatore. Ha aperto oggi il nuovo parcheggio scambiatore della stazione di Vigonza Pianiga, un'opera richiesta dai cittadini di cui si era fatto portavoce anche l'ex sindaco Stefano Innocente Marangon. Questo era un intervento che era ben visibile e chiaro che era necessario. Arrivare oggi e vedere il parcheggio pieno, e addirittura ho detto al sindaco dobbiamo lavorare per l'ampliamento perché quasi quasi è insufficiente, però una bella soddisfazione perché vuol dire che è una necessità e un fabbisogno reale e troviamo risposta nelle molte macchine oggi parcheggiate qui. Questo parcheggio si inserisce nel progetto più ampio di riqualifica che ingloba il futuro parcheggio scambiatore della stazione di Busa di Vigonza, che si collegherà a sua volta alla terza linea del tram Vigonza-Padova-Rubano. Messo praticamente un anno per farlo, tenete presente che i parcheggi sono 2, sono 3 milioni e 4 tra tutti e 2 i parcheggi di investimento, 2 milioni e 4 per Busa di Vigonza e 1 milione più o meno per questo, cofinanziato per la maggior parte RFI a Regione Veneto, e ha messo un cofinanziamento anche il Comune, 2 interventi sicuramente che sono utili anche per migliorare l'accessibilità alla città di Padova e per sgravare le strade. Una spesa complessiva per i 2 parcheggi di oltre 3 milioni di euro che renderanno il comune della cintura padovana ancora più attrattivo. Sì, da questo punto di vista stiamo già vedendo gli effetti, perché la richiesta ad esempio di alloggi sia in affitto sia in vendita è sempre maggiore, e noi però abbiamo fatto una scelta di mantenere Vigonza una cittadina verde con dei servizi tarati per la popolazione, quindi non vogliamo grandi esplosioni di numeri, ma una città sempre più connessa con Padova e col resto della provincia. Allora, prima di continuare, siamo davvero agli ultimi minuti, c'è un aggiornamento che riguarda il maltempo con il bollettino aggiornato della Protezione Civile Regionale del Veneto che dice come
Due zone che erano previste in zona arancione diventano zona di allerta rossa, e cioè il Piave Pedemontano, Alto Brenta, Bacchiglione, Alpone. Lo vedete nel bollettino della regione, quindi si aggrava la posizione, sì, il colore, diciamo, di quelle due zone, e nelle zone con allerta rossa potranno risultare rilevanti gli innalzamenti diffusi dei livelli della rete idrografica secondaria, con estese inondazioni e diffuso trasporto di sedimenti. Quindi la rete idrografica secondaria che creerà dei problemi, e purtroppo è un'allerta rossa a Piave Pedemontano e Alto Brenta, Bacchiglione, Alpone. Nelle altre rimanenti l'arancione e poi giallo e verde, quindi come vi dicevamo, insomma, sarà un lungo pomeriggio. Restiamo su Padova. Presa ieri a Roma la decisione di creare una sede delle 3 scuole di formazione dei Vigili del Fuoco in città. L'ex aeroporto Allegri di Padova sarà una delle sedi delle 3 scuole nazionali dei Vigili del Fuoco. La decisione è stata presa ieri a Roma, al Viminale, dagli enti interessati. Prima di Padova erano state scelte L'Aquila e Reggio Calabria. Verrà utilizzata l'area lasciata libera alcuni anni fa dall'aeronautica militare, circa 150.000 metri quadri, per un investimento di circa 40 milioni di euro. Nell'area dell'Allegri resterà la parte aeroportuale per le lezioni di volo e per i voli sanitari, di emergenza e trasporto organi. Grande sostenitore della scelta di Padova come sede della 3ª scuola di formazione dei Vigili del Fuoco, Renato Franceschelli, ex prefetto di Padova e ora capo del Dipartimento Nazionale dei Vigili del Fuoco. Soddisfatto della decisione anche il sindaco di Padova, Sergio Giordani. Con questa decisione è stata infatti scongiurata la possibilità che la parte dell'area dismessa finisse nel più completo abbandono. E adesso chiudiamo parlando della Fiera del Folpo a Noventa Padovana. La novità di quest'anno si chiama Squero dei Pescatori, un'area dedicata al cibo che si unisce alle tradizionali bettole. I presupposti per un'altra edizione con numeri da record ci sono tutti per la Fiera del Folpo di Noventa Padovana. Dal 24 al 29 ottobre il centro del comune verrà dedicato agli stand gastronomici e alla festa, per una delle più longeve fiere della provincia, dedicate a far conoscere la tradizionale ricetta del folpo alla veneta. Ci sarà grandissima novità per quanto riguarda la parte artistica, con tutta una serie di DJ internazionali, quindi abbiamo cercato di fare un vestito su misura soprattutto per i giovani, per il divertimento. Un'altra cosa importantissima, avremo degli stand nuovi per quanto riguarda il pesce, quindi ci sarà l'area espositiva dello Squero, dove ci sarà tutto a base di pesce. Ecco, mi raccomando, se siete amanti del pesce venite perché merita. Ci sarà la nuova area Expo con dei marchi internazionali. Ogni sera appuntamenti musicali con DJ nazionali e internazionali per attirare anche i più giovani. Gli stand completamente ecosostenibili e plastic free con i menù a base di folpo. Gli espositori per far conoscere le realtà del territorio. Quest'anno per lo spettacolo finale tornano i fuochi d'artificio. Allora, siamo in chiusura, è il tempo di saluti. Vi ricordo soltanto l'aggiornamento di prima, cioè nelle aree Piave Pedemontano e Alto Brenta, Bacchiglione e Alpone l'allerta viene ricalibrata in allerta rossa per il maltempo. Vi terremo aggiornati. Grazie per averci seguito. Arrivederci.